L'Istituto Alberghiero Niccolò Gallo di Agrigento, diretta dal dirigente scolastico Giovanna Pisano, ha avuto l'onore di ricevere la visita del sindaco di Agrigento Miccichè, il quale, accolto dal presidente della commissione esaminatrice, il dirigente scolastico Ferrandelli, e dai docenti, ha assistito allo svolgimento di alcuni colloqui orali degli studenti per gli esami di maturità. In particolare ha avuto il piacere di seguire con attenzione l'esame dello studente Adriano Amel. Per l'occasione Adriano è stato coadiuvato dall'insegnante di sostegno Eufrasia Monteleone, dall'assistente all'autonomia e alla comunicazione Calogero Vassallo e dal professore di sala Salvatore Piscopo. Ha preparato al sindaco e ai docenti presenti uno speciale cocktail a base di prodotti ittici del territorio, con le arance, il mandarino e il melograno. Adriano ha superato l'esame con il massimo dei voti. È stata l'occasione, a detta della dirigente scolastica, per mostrare al sindaco i progressi effettuati dall'Istituto Alberghiero Agrigentino, che grazie ai finanziamenti nazionali e europei ha ulteriormente arricchito le proprie dotazioni informatiche e le attrezzature che rendono allettante per gli studenti la frequenza di un istituto all'avanguardia scolasticamente nel settore della ristorazione e dei servizi alberghieri. Gli studenti nel corso dell'anno hanno avuto l'opportunità di effettuare delle attività formative presso importanti realtà ricettive presenti nel nostro territorio, come nel caso dello stage, durato una settimana presso la struttura alberghiera Adler, dove gli studenti hanno potuto concretamente da un lato rendersi conto della qualità dei servizi offerti alla clientela e dall'altro essere direttamente coinvolti nello svolgimento delle attività riguardanti il settore enogastronomico. Particolari apprezzamenti sono stati espressi dal sindaco della città Miccichè